C'era una volta, nel lontano 1134, un uomo di nome Gerardo. Nato in una famiglia di tintori, Gerardo crebbe in una casa situata sulla riva sinistra del fiume Lambro, vicino a un ponte che oggi chiamiamo Ponte di San Gerardino. Quando Gerardo perse il padre, ricevette in eredità i suoi beni. Invece di usarli per sé, decise di fare qualcosa di straordinario. Con i beni ereditati, Gerardo fondò un ospedale nella sua stessa casa. Il suo cuore generoso voleva aiutare i poveri e i malati, offrendo loro cure e assistenza. Era l'anno 1174 quando Gerardo, con il comune di Monza e il capitolo del Duomo, stipulò una convenzione per definire lo status giuridico e amministrativo dell'ospedale. Anche se l'ospedale dipendeva formalmente dall'autorità ecclesiastica, Gerardo riuscì a mantenerne una sostanziale autonomia. Il comune di Monza si occupava della tutela giuridica. Gerardo non era solo un fondatore, ma anche un servo devoto del suo ospedale. Con altri laici che vivevano in comune come frati, ma senza prendere voti religiosi, dedicava la sua vita ai bisognosi. Gerardo svolgeva anche l'incarico di ministro, ovvero il direttore dell'ospedale. Rimase in questo ruolo fino al giorno della sua morte, avvenuta il 6 giugno 1207. L'ospedale di Gerardo continuò la sua opera fino al XVIII secolo, quando il governo austriaco decise di accorparlo ad altri istituti di cura. Nel 1946 l'amministrazione comunale di Monza decise di onorare Gerardo intitolandogli l'ospedale cittadino. Anche l'ospedale nuovo, costruito negli anni 70 del XX secolo e che ospita la facoltà di medicina dell'Università di Milano Bicocca, porta il nome di San Gerardo. La storia di Gerardo Tintori ci ricorda che un cuore generoso può fare la differenza nel mondo, trasformando il dolore in speranza e la sofferenza in amore. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.